16ª festa dell'atletica veneziana nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. È stata una festa bellissima. D'altro canto Santa Maria di Sala ormai siamo un po' organizzati per questi eventi. Abbiamo avuto già 2 mesi fa circa la festa provinciale della Libertà che ha premiato naturalmente gli atleti e le società e quindi oggi coroniamo ancora con l'atletica per quanto riguarda il campionato provinciale. È un appuntamento ormai usuale in cui noi cerchiamo di dare merito a quanti nell'annata agonistica precedente, 2010, hanno dato lustro e risalto a questa nostra bellissima disciplina sportiva. Certamente uno su tutti è la promozione nel gruppo oro di una nostra società di atletica leggera. La Biotecna Marcon ha raggiunto questo meraviglioso risultato, quindi è tra le prime 12 società di atletica leggera in Italia e questo sì è un risultato che ci inorgoglisce sicuramente. Pur essendo una società di un paese, diciamo, per quanto Marcon abbia i suoi abitanti, è arrivata ad un livello che dicevamo, sognavamo ma non speravamo. Adesso che siamo qua speriamo di arrivare almeno nei primi 8 per poter fare la Coppa Italia il prossimo anno. Accanto a campionesse affermate come Giovanna Volpato e Emanuela Levorato sfilano gli atleti del domani. La forza dell'atletica veneziana è rappresentata infatti dal movimento giovanile, che si alimenta di anno in anno grazie alla collaborazione con le scuole. C'è soprattutto una grossa iniziativa per quanto riguarda le scuole. Ci sono degli abbinamenti, diciamo, scuola-società che sono fondamentali per il proseguio dell'attività agonistica per il reclutamento per quanto riguarda l'aspetto federale. Noi ci stiamo impegnando moltissimo come città, facciamo tantissime attività nelle scuole, facciamo ben 12 discipline sportive all'interno della scuola con progetti gestiti direttamente dall'amministrazione comunale insieme ovviamente alle società sportive locali, dalla vela al golf, al rugby, all'atletica leggera ovviamente. Oltre ad essere un atleta sono anche un insegnante di educazione fisica, quindi sto cercando di portare all'interno delle scuole della Riviera del Brenta l'atletica leggera. Per ora stiamo facendo le scuole elementari e spero che ci sia una risposta, ecco, da questi bambini che sono molto entusiasti dall'attività, quindi noi li aspettiamo al campo sempre più numerosi. Attraverso questo tipo di attività siamo convinti che i tanti ragazzi che fanno atletica hanno la possibilità poi anche di migliorare, di avere quell'atteggiamento nei confronti della vita, migliorare anche dal punto di vista professionale nelle relazioni umane, sociali e familiari. L'anno scorso ho vinto il titolo provinciale e regionale negli 80 metri e nei 300 e sono arrivata seconda agli italiani e prima nella staffetta. Sono molto contenta, non lo aspettavo. Niente, volevo solo ringraziare la mia società, la Fenice Mestre, il mio allenatore Andrea Vianello e anche tutti quelli che hanno pensato a me per questo importante premio. Io mi sento fortemente in famiglia. Prima ero seduta lì e vedevo tutte queste persone sfilare e riflettevo sugli anni, insomma, che sono passati e la mia prima festa dell'atletica è stata appunto questa qui. Ero allieva e mi premiavano per il titolo italiano, sì, di categoria ed è stata una fortissima emozione. Adesso sono passati veramente parecchi anni, però è sempre bello, insomma, ricordare poi di vedere i ragazzini giovani sperando che magari anche loro possano fare qualcosa di positivo per la nostra atletica e per il nostro territorio.